Firmata questa mattina la convenzione con i carabinieri del NOA e gli specialisti in materia ambientale con l'obiettivo di contrastare sempre di più i fenomeni legati ai illeciti che riguardano tutto l'ambito dei rifiuti. La Regione garantisce la massima collaborazione ai carabinieri insieme alla sua agenzia, l'ARPAV, fornendo tutti i dati, supporto tecnico e scientifico, con l'obiettivo insieme a loro, quindi dare una mano a loro per contrastare i fenomeni che riguardano gli illeciti sui rifiuti. La preoccupazione ovviamente è massima, perché dove ci sono soldi, dove girano soldi, c'è l'interesse della malavita organizzata, e nell'ambito dei rifiuti di soldi ne girano. E quindi stiamo lavorando in questa direzione, non è una novità, lo stiamo facendo da anni. In passato venivano accumulati dalla malavita, venivano accumulati rifiuti all'interno di capannoni che poi venivano dati alle fiamme, e già allora organizzammo un tavolo insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco, all'ARPAV, all'ANCI e all'Università di Padova, e siamo riusciti a intanto limitare i danni, perché noi avevamo un numero di incendi che era un terzo rispetto all'Emilia Romagna, un quarto rispetto alla Lombardia. Poi questa tipologia, questo modus operandi è stato superato, oggi non si segue più questa modalità, se ne seguono altre, che è quello prevalente, è quello di portare i rifiuti all'estero, e quindi ancora una volta la massima collaborazione con i carabinieri per contrastare ogni tipo di illecito che riguarda i rifiuti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.